Il governo ha detto sì, adesso è stato approvato il disegno di legge. Bene, penso sia una buona notizia per Le carenze di questa autonomia, cioè istruzione, medicina e altre due cose che adesso non mi ricordo, ma non sono anche a me non sono tanto d'accordo. Non sono ancora preparato per dare una risposta precisa. Bisogna vedere in cosa consiste, se aumentano le tasse o se le diminuiscono. Sì, aspettiamo di vedere quando ce la daranno, se ce la daranno. Ogni regione dovrebbe pensare e gestire i soldi come vuole. Che l'autonomia possa essere un passo importante, sì, bisogna capire quali saranno i limiti che verranno posti. No, non sono contento dell'autonomia perché chiaramente crea un disagio all'interno di uno Stato che si chiama Italia, creando regioni ricche, regioni povere, con tutte le conseguenze. Io sono siciliana e so che le regioni del sud già sono in crisi per tante cose, metti ferrovie, scuole, asili, e in questo modo ancora maggiori sarebbero le diversità. L'autonomia potrebbe anche andare bene, ma come è concepita è veramente una frantumazione, una diversificazione fra quello che è le regioni del nord e le regioni del sud. Era ora, è un parto un po' lungo, comunque ce l'abbiamo fatta, speriamo adesso che la vadino, che la mettino nel momento giusto, ossia che facciano le cose che abbiamo per cui abbiamo votato. Comunque è un primo passo verso una certa autonomia, senza sbilanciare le 20 regioni italiane, secondo me. Ma per essere contenti siamo contenti, ma come si vocifera ho paura che non cambierà mai nulla